sono io, Presidente, ho dato un nome meno volgare, più politically correct. Cioè, com'è? Adesso l'associazione si chiama Associazione Traditi Ripetutamente o Irrimediabilmente Abbandonati. Questo per esteso, quindi l'acronimo è? ATROIA. A Troia, ho capito. Allora, Presidente, ecco, di cosa si occupa la sua? Scusi, è una risata isterica, mi fanno ridere loro. L'altro giorno, per esempio, è venuta una donna, Sì. mio marito mi tradisce, mio marito mi tradisce. Ecco, in questi casi la prima cosa è mettere a proprio agio la paziente. Ho detto si calmi, come fa a dirlo? Ha delle prove, ha dei filmati, ha delle foto. Mi ha spiattellato sulla scrivania 180 foto della donna con cui il marito la tradiva. Non sarà stato molto professionale, ma non ho potuto fare a meno che abbracciarla e piangere insieme a lei. Per partecipare al dolore della paziente? No, perché quella della foto è la mia moglie. Life is life.